Decathlon quest'oggi si presenta e si racconta agli studenti dell'Università del Salento. Qual è l'obiettivo di questa giornata? È quello sicuramente di far conoscere una realtà aziendale che in Italia e in Puglia è in controtendenza rispetto a quella che è l'economia attuale, quindi in espansione. Quello che ricerchiamo ovviamente sono delle nuove risorse da poter inserire all'interno della nostra realtà nei vari punti vendita in Italia. Per cui con la prima figura manageriale, che è quella del responsabile di reparto, cerchiamo di far conoscere la figura e di attrarre le migliori risorse della Puglia per questo tipo di figura. Avendo dei prodotti comunque abbastanza economici, dei prodotti sui quali abbiamo un rapporto qualità-prezzo importante, di conseguenza anche parlare di crisi è stata un po' la leva per superare il debito questi anni. Per cui in controtendenza assolutamente siamo alla ricerca di profili integrati all'interno dei nostri punti vendita. I profili che ricerchiamo fondamentalmente sono sia part-time che full-time. Abbiamo invitato come ufficio Career Service e come gruppo di lavoro del Rettore di Area Studenti i responsabili vendita della Decathlon, che esporranno, spiegheranno di che cosa si occupa l'azienda, quali sono i profili professionali maggiormente richiesti e nell'occasione raccoglieranno i curricula dei ragazzi, degli studenti. Questa è un'occasione importantissima che l'Università mette a disposizione. L'ufficio Career Service organizza periodicamente questi incontri e si spera che questi incontri possano poi portare ad obiettivi chiaramente produttivi e ad un inserimento immediato nel mondo del lavoro.